Le terapie intensive hanno una curva di crescita decisamente, diciamo, più piatta di quella della curva della prima infezione di marzo. Cioè se a marzo era così, oggi è così. È questa la tendenza attorno alla quale ruota ogni ragionamento politico e sanitario, ora e per le prossime settimane. Inevitabile anche per questo guardare ai modelli matematici. Ad oggi, se il trend attuale delle terapie intensive continuasse così, potrebbe accadere che a fine novembre si passasse dalla fase 2, in cui siamo adesso, alla fase 3. I famosi 151 posti in terapia intensiva occupati. Certo, a preoccupare sono anche i ricoveri in area non critica che hanno superato già quota 600. Poi bisognerà vedere che effetti avranno le ultime restrizioni e quelle che potrebbero arrivare nel weekend con il sempre più certo nuovo DPCM, misura attesa anche da Zaia che ha già pronta una propria ordinanza ma non vuole creare sovrapposizioni. Se ci sarà qualche misura a livello nazionale, poi che non vada assolutamente a collimare magari con qualche misura regionale, che sarebbe antipatico soprattutto perché c'è già chi ha tanta ansia. Almeno in Veneto nessuna autocertificazione, quindi coprifuoco in vista, stretto giro di posta, come invece in Lombardia. Qua è libero, cioè, noi non abbiamo fatto nessuna ordinanza. Al governo Zaia però manda alcuni messaggi, dalla necessità di un piano di sanità pubblica nazionale a quello di tenere aperte piscine e palestre. Nel frattempo si va avanti con tamponi e test rapidi, una mano arriverà dall'esercito che ha messo a disposizione della Protezione Civile Nazionale 200 squadre composte da medico, infermiere e operatore. A noi in teoria una ventina di squadre dovrebbero arrivare. A fare la differenza sul fronte dello screening in questi giorni sono sempre di più i medici di famiglia. Su 3.150 medici di base, già in questo momento, cioè è una roba straordinaria perché questa regione sta facendo scuola e grazie ai medici, 650 medici, quindi il 21% dei medici di base, stanno facendo gratuitamente la somministrazione di tamponi rapidi ai loro assistiti. Io spero di riuscire a convincerli tutti 3.150. Altro fronte, quello delle scuole dove il contagio è sotto controllo, gli studenti positivi sono lo 0,12% del totale, la Regione sta poi lavorando a un protocollo comune per la gestione degli accessi in ospedale, visitatori compresi. La volontà è quella di evitare il più possibile la chiusura dell'accesso ai familiari, ma di avere quell'attenzione e quel monitoraggio dovuto. Resta poi la questione Germania con Berlino che ha inserito il Veneto in zona rossa. Non esiste uno Schengen sanitario in questa Europa. L'Europa ancora perde l'occasione per portare avanti un minimo di regia.